corteo lungo chilometri che si è snodato per le strade di Rovigo e del Polesine, centinaia di trattori da tutto il Veneto per far sentire le voci di protesta del mondo dell'agricoltura. Tragedia nel pomeriggio a Oderzo, auto si ribalta e finisce in un fossato pieno d'acqua. A perdere la vita una ragazza di 25 anni, il giovane al suo fianco trasportato in gravissime condizioni al Cafoncello. Incidenti da inizio 2024 terribili nella Marca. Ad Asolo e Oderzo commosso addio al sedicenne Timothy Dalbello e al ventenne Giovanni Colognese. Giorni di angoscia per i familiari di Lisa Zadro, 33enne di Montebelluna, scomparsa di casa giovedì scorso e mai più tornata, ricerche in corso. Shock a Favaro Veneto per la fine della 35enne Pamela Codardini, uccisa insieme al compagno in quella che sembrava l'esecuzione di un comando. L'obiettivo probabilmente era il convivente. Per divertimento distruggono a colpi di pietra un'auto parcheggiata a Verona, 7 giovani bloccati dai carabinieri, ci sono anche 2 minorenni, in 5 finiscono ai domiciliari. Il sindaco di Cadoneghe minacciato con delle scritte sul muro e la centralina elettrica manomessa. Non ci facciamo intimidire, la reazione del primo cittadino. Più di 1000 persone ieri in marcia per la pace da Onè di Fonte a Mussolente, guidati dal vescovo di Treviso, Monsignor Tommasi. Solo se uniti la pace è possibile. E l'avete sentito dai nostri titoli in primo piano, il corteo lungo chilometri che si è snodato per le strade di Rovigo e del Polesine, la protesta degli agricoltori. Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300. Alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo, senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo, il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt. Una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia, con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma, a far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre. C'è preoccupazione per il futuro e un'economia, quella agricola, che non è più sostenibile. Gli imprenditori agricoli in marcia con i loro trattori chiedono che i loro prodotti siano pagati per quello che valgono. Non c'è futuro per l'agricoltura, almeno fino a quando Europa e governo non ascolteranno gli imprenditori. È tutto qui il senso della manifestazione di Rovigo, con l'impressionante corteo di trattori. Io vengo da Canaro, in provincia di Rovigo. Situazione com'è? La situazione direi che è quasi drammatica. I nostri bilanci aziendali sono allo stremo, non riusciamo più a far bilancio, vendiamo i nostri prodotti sotto costo. Noi veniamo da Este. E avete delle campagne lì? Sì, noi abbiamo un'azienda agricola. Preoccupati? Preoccupati molto perché ormai non facciamo più reddito con le nostre aziende. Le nostre aziende che hanno seminativi attorno a 30 ettari non sono più sostenibili. Sono andato a fare un giro in un supermercato della città e vedere 4 pere che costano 4,20 € e il produttore porta a casa 0,50, 0,60, 0,70 di abate a Ferrara. Io abito in un paesino vicino, non si può. C'è qualcuno che ci sta speculando. Noi produciamo cereali in genere, facciamo i controterzisti e così via. E non vi pagano per quello che sarebbe, diciamo, il valore giusto? Ecco, siamo pagati poco alle spese
del mercato. Noi non è che andiamo al mare in montagna a fare il weekend col trattore, andiamo a lavorare, lavoriamo 16-18 ore al giorno, sono mezzi che consumano dai 20 ai 30 litri ogni ora, quindi si figuri in una giornata quanto consumano. Io dall'Endinara. Preoccupato? Parecchio. Che impresa ha lei? Agricoltura ovviamente. Ma cosa produce? Cereali, grano, duro, tenero e soia. Non riesce più a fare reddito? No, i costi di produzione sono eccessivamente alti e i prezzi calano in continuazione, al contrario di tutto il resto, quindi non ce la facciamo più. E poi lo scontento nei confronti delle associazioni criticate per non sostenere abbastanza queste manifestazioni. Le nostre associazioni mi sembra che non ci stiano aiutando. Quindi dobbiamo fare qualcosa, altrimenti o chiudiamo o facciamo qualcosa noi. E le nostre associazioni dove sono? Non c'è nessuno. Siamo noi delusi anche di questo. Delusi. Siamo poco assistiti, nessuno ci segue. Le nostre associazioni cercano sempre di evitare il discorso per non fare praticamente quasi niente. Alla provincia di Verona. Anche lei cereali? Cerealicolo, sì. Che futuro c'è? Al momento il futuro non esiste, il futuro vuol dire arrivare sì e no a fine anno. Io ho fatto la pazzia di aprire un'azienda 5 anni fa e adesso mi ritrovo 30 anni con mutui in banca e non riuscire quasi neanche a pagarli. Ancora una tragedia sulle strade nella Marca. Un'auto è finita fuori strada capovolgendosi in un fossato pieno d'acqua. Un giovane di 23 anni è stato portato con l'elicottero in ospedale a Treviso, gravissime le sue condizioni. È morta invece sul colpo la giovane che guidava la macchina. L'auto, una Mazda MX-5, ad una curva è volata nel fossato ribaltandosi. I due giovani sono rimasti intrappolati nella vettura. Ad assistere al drammatico incidente che è avvenuto in via Frainea col Francui alcuni residenti che hanno dato l'allarme. Poi, senza perdere un minuto, hanno fermato un carro attrezzi che grazie ad un verricello di cui è dotato ha potuto sollevare la macchina riuscendo a spostare i due ragazzi. Sono iniziate così le manovre di rianimazione sul 23enne che è stato poi ritrasportato in condizioni disperate al Cafoncello. La ragazza di 25 anni purtroppo era già morta sul posto. I vigili del fuoco, il SUEM 118 e i carabinieri. Strage di giovani sulle strade, dunque oggi i funerali di Giovanni Colognese di 20 anni, al funerale a Oderzo, tantissimi a dare l'ultimo saluto al giovane, anche la sua squadra di calcio. Ad Asolo invece l'ultimo saluto a Timothy Dalbello, il ragazzo morto a seguito dell'incidente stradale di Pagnano. Tantissime persone dentro e fuori la chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per dare l'ultimo saluto al giovane Timothy, coinvolto lo scorso 28 gennaio in un terribile incidente stradale a Pagnano. Timothy avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile. Oggi un dolore tanto grande, immenso, direttamente proporzionale a tutto il bene che ha caratterizzato la vita troppo breve di questo ragazzo innamorato delle moto. Il gigante buono, il gigante gentile, come lo chiamavano i suoi compagni, i suoi amici, stretti attorno a mamma Monica e papà Denis, alle due sorelle Sara e Aurora. Voi avete scritto fuori ciao Timothy. E Timothy, sapete come vi risponde? Arrivederci in cielo. Sulla bara di legno chiaro, fiori colorati, tanto arancione come la moto di Timothy, e poi il casco, i guanti, le chiavi. Un vuoto che pesa come un macigno per tutta la comunità e la famiglia. Ti ricorderemo per sempre come un fratello. Ciao Timothy, grazie da lassù. Ciao Timothy, voglio concludere questa lettera dicendoti una cosa che abbiamo dovuto dirti più volte. Ti vogliamo bene. Il saluto a Timothy a tutto gas, mentre palloncini dorati e colorati sono stati fatti volare in cielo. È scomparsa di casa giovedì 1 febbraio, non è più tornata. Ore d'angoscia per i familiari della 33enne Elisa Zadro, svanita nel nulla a Montebelluna. È alta 1,55 m, di corporatura, piccole, carnagione chiara, i capelli lisci, lunghi e occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava pantaloni da tuta verde chiaro, felpa rosa e bianca, giaccone nero e scarpe da ginnastica bianche. Chiunque la veda è pregato di contattare i carabinieri.
Pamela Codardini, 35enne di Favaro, è stata uccisa in Messico insieme al compagno 10 anni fa. Sempre in Messico fu ucciso anche il primo marito con cui aveva aperto un locale. Uccisa brutalmente a colpi d'arma da fuoco in Messico insieme al compagno. Così è morta Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, mamma di 2 bambini. L'omicidio è avvenuto il 27 gennaio nello stato di Oaxaca, dove la ragazza viveva da anni. La coppia è stata freddata a colpi d'arma da fuoco nell'attività commerciale che gestivano insieme, specializzata nella vendita di tabacchi. Dalle prime testimonianze sembra che l'obiettivo del commando fosse proprio il compagno, che secondo quanto riportato dai media locali sembra fosse uno dei fedelissimi del capo del cartello Los Medina. I killer l'hanno giustiziato a bruciapelo, poi si sono accorti che nel retro c'era anche Pamela e hanno ucciso anche lei. Un'azione militare rapida e cruenta. La notizia è arrivata ai familiari il giorno seguente. È stato il fratello di lei, Manuel, a rivolgersi all'unità di crisi della Farnesina, che ha confermato la tragica notizia. I figli di Pamela erano stati affidati alla custodia del padre, ex compagno della ragazza. La vita della 35enne era già stata segnata da un fatto cruento avvenuto nel 2013 sempre in Messico. Il suo primo marito, Alex Bertoli, cuoco goriziano di 28 anni, fu brutalmente ucciso. La coppia era andata lì per aprire un locale, La Dolce Vita, come raccontò la mamma di Pamela ai nostri microfoni. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riabbrividire chiunque. Lo raggiungo? Allora la mamma, preoccupata per le sorti di Pamela, sperava di riportarla a casa, ma non ci riuscì. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e 2. Sconvolta la comunità di Favaro, che ancora una volta viene colpita da una tragedia. Voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia e dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. Hanno distrutto un'auto per divertimento, sono stati fermati dai carabinieri 7 giovanissimi. Una notte di pura violenza e follia, un gruppo di giovanissimi veronesi dai 13 ai 20 anni armati di pietre ed altri oggetti contundenti hanno preso di mira un'auto nel parcheggio di Porta Palio. Hanno iniziato a colpirla fino a distruggerla completamente. Ad allertare i carabinieri giunti sul posto con 2 equipaggi della sezione radiomobile, un residente che ha sentito i vetri dell'auto andare in frantumi e gli schiamazzi dei ragazzi. I militari dell'arma sono riusciti a fermare il gruppo. Si tratta di 2 minorenni e 5 maggiorenni, alcuni studenti, altri lavoratori. Alla domanda perché di questa devastazione e violenza, la risposta è stata disarmante. Lo abbiamo fatto per divertirci. I giovani non erano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, lo hanno fatto ai soli fini ludici, distruggendo un'auto per gioco. Il tutto è venuto all'insaputa del proprietario del veicolo, un 34enne di Somma Campagna, ignaro di quanto stesse accadendo. L'uomo ha riferito ai militari di non conoscere affatto i 7 ragazzi, tutti senza precedenti. 2 minorenni sono stati denunciati al Tribunale dei minori di Venezia, mentre i maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari. In tribunale il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza al 9 aprile. Ci spostiamo nel Padovano, dove il sindaco di Cadoneghe è stato minacciato con delle scritte sul muro e la centralina elettrica manomessa. Indagini ancora in corso. Una notte di pazzia, direi più di una ormai, nel senso che questa notte è accaduto appunto queste scritte, questi atti vandalici, hanno staccato addirittura la corrente del municipio e anche quindi il riscaldamento, con l'interruzione addirittura del servizio pubblico di questa mattina, con gente che doveva presentarsi qui a fare le carte d'identità e tutti i servizi pubblici necessari. Ma 2 notti fa addirittura hanno incendiato con delle plastiche un compattatore, cassette delle lettere in alcune vie del nostro territorio, insomma atti vandalici veramente molto gravi. Il comune di Cadoneghe e il sindaco Marco Schiesaro nel mirino di atti vandalici e di minacce. L'ultimo episodio è stato scoperto quando i dipendenti comunali sono arrivati in ufficio dopo il fine settimana e hanno trovato l'edificio freddo, senza luce e senza internet. Non riuscendo ad aprirlo, questo cosa ha fatto? Ha spaccato questi due blocchi qua, quindi questo è lo sgancio del comune e lo sgancio del fotovoltaico. Cosa ha fatto? Ha dato un pugno, questa è nuova, è stata appena sostituita, ha dato un pugno qua. Quando tu dai un pugno, vedi, ha provato a
e questo è andato male, invece questo qui gli ha dato un pugno, questo scattando fa saltare tutto l'impianto del comune. Il colpevole è una donna ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che la immortalano anche quando rivendica il suo gesto imbrattando la sagoma del Leone di San Marco sotto i portici della sede comunale. C'è stata una rivendicazione, ha mandato addirittura un audio dicendo che sono stata io a fare questo e questo, quindi non ci sono tanti dubbi. Qui sono degli strascichi di iniziative che abbiamo portato avanti nel corso degli anni sullo sgombero dei campi rom abusivi e anche sull'abbattimento di fabbricati abusivi, e in uno di questi fabbricati dimorava lei insieme ad altre persone non, diciamo, anche clandestine, non regolari. Sono tornata, game over, bisogna chiudere dei conti. Queste le scritte legate allo sgombero di un campo nomadi voluto dal primo cittadino. Questo invece il video ripreso da un residente del rogo di un'isola ecologica in via Leopardi sabato sera. Nella stessa notte sono state incendiate anche delle cassette delle lettere e le foglie davanti ad un bar. Tutto rivendicato in una chat di WhatsApp con un messaggio vocale. Non ho mai avuto paura neanche nei momenti più complessi, bisogna sicuramente stare attenti, però io quello che sostengo è che bisogna aiutare chi sui territori cerca di lavorare e di portare avanti la legalità. Rimaniamo nel Padovano, dove c'è paura e preoccupazione tra i proprietari di animali domestici dopo 2 casi di sospetto avvelenamento di 2 cani morti dopo una passeggiata. Doveva essere la solita tranquilla passeggiata mattutina, il percorso abituale lungo l'argine del Bacchiglione tra Staccolongo e Selvazzano, ma sabato durante il tragitto il cagnolino corre in mezzo alle sterpaglie e da quel momento inizia il suo calvario. A raccontare cosa è accaduto al piccolo Leo la sua padrona Alessandra. Il cagnolino infatti è deceduto poche ore dopo e il sospetto è che sia stato avvelenato. Dopo un quarto d'ora che era a casa, 20 minuti diciamo di tragitto dal luogo dove è avvenuto questa corsa e l'abitazione, il cane comincia con tremori e convulsioni abbastanza evidenti e aveva anche le gambe che sembravano un po' scordinate. Sul certificato di decesso si legge chiaramente sospetto avvelenamento. La scampagnata tra le erbacce è stata fatale. Il cagnolino è peggiorato in pochi minuti anche sotto gli occhi del veterinario che lo stava curando. Adesso come procedura, da quello che ho capito, sia i resti del cane che i referti di laboratorio e i campioni che sono stati ritrovati da lui e poi a casa nel giardino da noi, viene tutto inviato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per i controlli di rito e per accertare anche se è stato un vero avvelenamento, di che tipo. Da quello che so verranno anche attivati con questa procedura anche le forze dell'ordine. Cosa abbia provocato l'avvelenamento lo stabiliranno gli accertamenti dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro. Purtroppo però il caso del piccolo Leo non è il solo in quella zona. Ieri sera siamo stati avvisati che un cane che aveva fatto il nostro stesso tragitto si era sentito male e purtroppo questo cagnolino non è neanche riuscito ad arrivare dal veterinario vivo. La zona è sempre la stessa, così Alessandra ha deciso di appendere un cartello per avvisare i proprietari che portano i cani a passeggio in quel tratto di argine di Bacchiglione, lanciando anche un appello rilanciato attraverso i nostri microfoni e le chat WhatsApp dei vari gruppi. Grazie al tam tam una donna è riuscita a fermare in tempo il suo cagnolino prima che si avventurasse tra le sterpaglie nel punto in cui il povero Leo è stato avvelenato. Cambiamo argomento e parliamo di pace. In più di 1000 persone ieri proprio in marcia per la pace, un percorso che si è snodato da Onè di Fonte a Mussolente. Promossa dalla diocesi di Treviso, il cammino si è concluso con la messa celebrata dal vescovo Monsignor Michele Tommasi. Siamo insieme in cammino per dire che ci vogliamo impegnare per la pace.
Oggi il Papa ha detto una responsabilità universale, è di tutti, è di tutta l'umanità. Sono state più di 1000 le persone che hanno scelto di partecipare alla marcia per la pace promossa dalla diocesi di Treviso. Un cammino che si è snodato dal sagrato della chiesa di Onè di Fonte fino al palazzetto dello sport di Casoni di Mussolente, dove il vescovo Michele Tomasi ha celebrato la messa. Un percorso di quasi 8 chilometri a cui hanno aderito anche tanti sindaci dei territori interessati dal cammino di fede e da 200 volontari e che è stato accompagnato dallo slogan "La pace si pensa, si sente, si fa". Qui portiamo la nostra intelligenza naturale, la nostra umana intelligenza che tiene insieme la testa per pensare, il cuore per amare, per prenderci cura e le mani per aiutarci. È prendendo infatti spunto dal messaggio di Papa Francesco che ci siamo chiesti in che modo la pace si debba pensare, spiega Don Paolo Magoga, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale, riflettendo anche sull'importanza delle nuove tecnologie. È per questo che lungo il percorso sono stati consegnati 3 nastri di colore diverso a simboleggiare le 3 intelligenze, quella della mente, del cuore e delle mani. Nastri che alla fine della marcia ciascun partecipante ha intrecciato a simboleggiare come solo con l'unione si possa arrivare alla pace. Grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Il tempo è ancora stabile, ma l'anticiclone inizia lentamente a cedere. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 febbraio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso, specie in pianura e nelle valli prealpine non mancheranno nebbie, solo localmente si dissolveranno con il passare delle ore, ma in alcune zone saranno persistenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi ovunque, localmente il cielo sarà coperto con foschie a causa di nubi basse che persisteranno per tutto il giorno. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà invece qui piuttosto soleggiato con nubi in aumento un po' ovunque, però in serata. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.